Ci siamo messi in viaggio. Abbiamo deciso di raccontarvi il nostro paese in 10 storie. Al centro del nostro cammino c'è il mondo dell'agroalimentare e lo abbiamo fatto insieme a Intesa San Paolo e alle persone di Agribusiness, che tutti i giorni affiancano gli imprenditori del settore nelle loro sfide. Io sono Federico 40 e questo è Terra, le radici del futuro. Il viaggio nel mondo dell'agroalimentare ci sta facendo capire che a tutto occorre dare una ragione e che pure un semplice alimento custodisce un'infinità di conoscenze, sapienze e tradizioni che è necessario comprendere prima ancora di tutelare. È solo partendo da qui che saremo in grado anche di condividerle. Il viaggio di oggi, infatti, ci porta alla scoperta del turismo agroalimentare. Si dice spesso che l'Italia sia il paese più bello del mondo, ma è una cosa che tendiamo a dare troppo per scontata, senza ragionarci sufficientemente a fondo. Siamo un ponte in mezzo al Mediterraneo e certamente questo ha contribuito alla varietà della nostra cultura. Secoli e civiltà si sono succeduti e stratificati sul nostro suolo, generando cultura, accumulando saperi che provenivano da ogni parte del mondo, dall'Oriente e dall'Africa ai paesi del nord. Questa enorme complessità è il nostro patrimonio. Patrimonio ha una radice latina, viene da pater, padre. Le parole hanno un potere magico, sono misteri. Il patrimonio è tutto ciò che un padre può trasferire a un figlio. Diremmo un'eredità. Ma un padre non ci lascia solo un mestiere, un insegnamento, una casa, dei soldi. Un padre ci trasmette prima di ogni cosa un modo di stare al mondo, uno sguardo sulla vita. Questa eredità, materiale e immateriale, affinché diventi un patrimonio, è necessario conoscerla e a nostra volta trasmetterla, farla diventare così l'eredità di qualcun altro. Come ce ne siamo nutriti noi, sentiamo di avere il dovere di far nutrire altri, anche chi, venendo da paesi stranieri, desidera comprendere e godere di questa fortuna patrimoniale che ci è stata data in carico. Dopo 2 anni in cui siamo stati costretti a casa per via della pandemia, il nostro bisogno di spostamento, di esperienze e di condivisione ci ha spinti a rimetterci in moto, a tornare a viaggiare. Ma il viaggiatore contemporaneo ha delle esigenze diverse da quelle che aveva l'uomo del passato. Desidera essere coinvolto, essere parte del nostro patrimonio. Il viaggio è sì esperienza, arricchimento, condivisione, ma tutto questo è racchiuso in una cornice molto più grande e molto più ricca, il turismo. Il settore turistico, lo sappiamo, è una cerniera economica fondamentale per l'Italia. Ha un peso dell'11% sul PIL e del 12,5% sull'occupazione. Questo significa che una parte consistente della popolazione muove un motore culturale ed economico imprescindibile. Lo abbiamo detto, il patrimonio che custodiamo riguarda cose materiali e immateriali. Chi viaggia lo sa e non gli è più sufficiente osservare e ammirare. Chi viaggia vuole vivere e vuole farlo a 360 gradi. Vuole sapere ma anche fare esperienza. E in questo contesto si inserisce il cosiddetto turismo rurale, un sistema complesso e articolato che mira a valorizzare i beni naturalistici del territorio, ma anche l'ospitalità locale, la ristorazione, la conoscenza dei prodotti locali di qualità, frutto del lavoro di chi in quel territorio extraurbano vive e si impegna ogni giorno. Fare esperienza è un'esigenza sempre crescente anche nell'agroalimentare, un settore che certamente più degli altri ha saputo reinventarsi. Questo è successo perché ha compreso che per assaggiare un vino, un formaggio, un salume, un piatto, non era sufficiente una degustazione o una lezione teorica. Per comprendere un prodotto è necessario conoscere il territorio, capire come è nato, in quale contesto, da quale tradizione proviene, su quale terra è cresciuto
e che relazione abbia con le persone che abitano il luogo in cui si produce. Solo così l'eredità che abbiamo ricevuto in dono, essendo condivisa, potrà davvero trasformarsi in un patrimonio. Il paesaggio ci modifica, ci forma, segna il nostro stesso carattere. E pochi luoghi quanto le colline di Montalcino hanno avuto sulle persone che le abitano un potere tanto forte. Un paesaggio che ha offerto molto, ma al quale gli uomini hanno anche restituito. Proprio su quelle morbide linee collinari ho conosciuto una donna, Donatella Cinelli Colombini, coraggiosa, tenace, intelligente, che ha compreso quanto il legame tra il territorio e i suoi prodotti, anzi il suo prodotto per eccellenza, il vino, fosse ciò su cui puntare il proprio talento. Il turismo e il vino sono strettamente legati, soprattutto in territori come il nostro che hanno un patrimonio di paesaggio e hanno un grosso patrimonio storico-artistico. L'azienda che io conduco è passata di madre in figlio nelle ultime generazioni e di padre in figlio prima, dal 1592 fino ad oggi, per cui le radici sono profonde. La mia è la prima cantina italiana con un organico interamente femminile. Dimostreremo che il grande vino non si fa coi muscoli e ci siamo riusciti. Il vino è storicamente un ambito maschile e tutt'oggi in cantina e in vigna le donne sono circa il 14%, ma dominano in modo enorme il settore del commerciale, dove sono già più del 50%, dominano il settore del turismo, per cui se gli uomini producono, le donne trasformano il vino in euro, dollari, yen, franchi svizzeri. C'è qualcosa di radicale in ogni viaggio che ci faccia tornare indietro. Quello che bramiamo, la ricerca delle nostre radici, che ci sembra di perdere e poi di nuovo riconquistare in un movimento senza fine, ci pone di fronte a un bivio. Cosa e quanto siamo disposti a perdere? A cosa sappiamo davvero rinunciare di noi per essere capaci di consegnare, a nostra volta, quell'eredità che abbiamo ricevuto in dono? Quanto siamo disposti a farla diventare un patrimonio comune e condiviso? Non è indispensabile solamente far conoscere le eccellenze del nostro paese fuori dai confini nazionali, ma portare gli altri qui, a casa nostra, fare loro conoscere davvero cosa sia l'Italia, fargliene fare esperienza. Anche il viaggio di oggi, insieme a Intesa San Paolo, alle persone di Agribusiness, è arrivato alla sua conclusione, ma il cammino alle radici del futuro continua nei prossimi episodi di Terra. Terra, radici del futuro. È un podcast di Intesa San Paolo On Air in collaborazione con la Direzione Agribusiness. Prodotto da Dopcast con la voce di Federico 40, testi di Andrea Caterini e Federico 40, sound design Simone Negri.